Questa trasmissione è offerta da Red System. Benvenuto al punto, qui a Telefriuli, benvenuto al primo cittadino di Tavagnacco, Moreno Lirutti. Benvenuto sindaco. Bandi Enzo, buongiorno Bene. a tutti i teleascoltatori. E poi è il sindaco dove Telefriuli ha sede nel territorio. Certo. E quindi, bene. Allora, caro sindaco, parliamo un po' della situazione generale. La situazione generale sappiamo che insomma sembra una tempesta perfetta, no? Tra la situazione generale è veramente energetica, guerra in corso, insomma. È veramente preoccupante, soprattutto perché è altalenante, no? Adesso eravamo in un momento nel quale si poteva ritenere di uscire pian piano dalla pandemia e di avviare questo sviluppo economico. Adesso invece entra il tema della guerra, entra il tema del caro energia, quindi è una specie di percorso a ostacoli, di corsa dei gamberi, no? E la situazione attuale, soprattutto quella del caro energia, preoccupa veramente. Imprese e famiglie saranno molto Imprese, preoccupate. famiglie e ovviamente anche le autonomie locali. La mia bolletta di casa è aumentata praticamente del 100%. La bolletta del comune, stimata per il 2022, ha un aumento di 450.000 euro su una spesa corrente di 11 milioni, quindi vuol dire il 5% della spesa quindi corrente. Saltano tutte le previsioni. Ti che avete saltano. fatto, quindi anche, poi sarà il tema della socialità dove le famiglie saranno in grave... E questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché ovviamente le famiglie oggi hanno tradizionalmente il tema della casa e del lavoro, perché quando una famiglia non ha la casa, quindi il tema delle case ATER, eccetera, è un tema fondamentale, Certamente. e non ha la sicurezza del lavoro, veramente diventa un problema. Adesso abbiamo un terzo problema, perché il caro energia, secondo me, peserà talmente sulle famiglie, sulle imprese, sul caro prezzi, che diventa veramente... Poi l'inflazione galoppa, perché Sì. ci raccontano che è un 2%, Sì, ma... sì. poi si è Innesca stimato- anche questo meccanismo inflattivo, per cui veramente io penso che il potere d'acquisto delle famiglie sarà messo in fortissima in crisi. discussione anche. Ma quello che preoccupa di più è, lo dico con molta franchezza, con molta sincerità e con molto rispetto anche nei confronti del governo nazionale, del Parlamento, dei nostri governanti, è l'insicurezza, l'incertezza che abbiamo, il non sapere di essere in buone mani. Perché Cioè, in pratica, come dire, non sappiamo se siamo tutelati o meno, insomma, No, questo te lo ecco. dico io perché sento un po' anche i colleghi, i sindaci tuoi che in qualche modo sono preoccupati perché è un navigare a vista, insomma, no? Io credo che la politica nazionale debba veramente fermarsi e seriamente interrogarsi sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista delle prospettive future. Bisogna ricostruire qualcosa, insomma, sotto dal punto di vista sociale, etico, ma anche morale, perché mi pare che anche la politica deve avere i suoi crismi, no? I suoi criteri. Assolutamente. No? Ecco, intanto la politica ha messo in atto questo piano nazionale di ripresa e resilienza che anche qui in Friuli sta prendendo corpo e penso che anche Tavagnacco aveva fatto qualche pensierino, qualche progetto, qualcosa. Insomma, assolutamente, io condivido anche qui la preoccupazione di tutti i sindaci, perché del piano nazionale di resistenza e resilienza bisogna dire due cose: che metà dei soldi ci verranno dati a fondo perso, insomma, metà dei soldi dovranno essere restituiti nel tempo, quindi adesso noi abbiamo un'iniezione un debito formidabile, differito, ma c'è. ecco, però questo è da tenere conto. L'altro aspetto da tenere conto, che è la difficoltà attuale di tutti i sindaci, è che partecipare alle iniziative, alle proposte del piano nazionale vuol dire avere dietro un'equipe di lavoro e di tecnici che predispone i documenti, che partecipa ai bandi, eccetera. Io adesso, per esempio, nella nostra realtà comunale, buona parte dei dipendenti è ovviamente dedicata a questo lavoro. No? C'è una formazione particolare
dare anche un'attenzione particolare, perché se uno perde i soldi poi sappiamo le polemiche che escono e quello Diciamo, che ne, entro venerdì consegue. per noi vanno a scadenza bandi per 3 milioni di euro nella nostra programmazione comunale, quindi, e siamo legati a pochissimi dipendenti perché ovviamente la difficoltà di reperire risorse, le difficoltà legate anche all'epidemia, al Green Pass eccetera, ci mettono nella condizione di operare con grande difficoltà. Ovviamente noi abbiamo puntato molto adesso a tutti i finanziamenti che ci consentiranno di efficientare scuole ed edifici pubblici. Infatti la bolletta della luce ci fa un po' meno di preoccupazione quella del Comune, perché già questo processo era avviato, perché abbiamo avuto comunque un'amministrazione in questo campo sempre lungimirante e tecnici bravi che ci hanno assistito, per cui insomma efficientamento, adesso stiamo parlando dell'efficientamento diciamo della scuola materna di Feletto per esempio, della scuola della scuola primaria di Feletto, della scuola materna di Degliacco, della scuola primaria di Colugna, cioè... Sì, insomma sono opere pubbliche che si inquadrano in un contesto ben più ampio, perché mi pare che Tavagnacco ha altre opere pubbliche, no? Assolutamente, e soprattutto che guardano avanti, nel senso che devono consentirci una manutenzione degli edifici pubblici il più economica possibile, il più in linea possibile con gli obiettivi del piano. Sì, poi sono anche le tasse comunali che in qualche modo non è che ogni volta bisogna chiudere un occhio, ma purtroppo i servizi ci sono e qui bisogna fare salti mortali. Allora qui devo dire una cosa, perché tutti dicono Tavagnacco è un comune ricco. Allora, oggi Tavagnacco è un comune che non ha problemi di cassa perché abbiamo efficientato la spesa, perché abbiamo un ottimo assessore alle finanze, abbiamo un bravo tecnico, un bravo gruppo di funzionari. Però non siamo ricchi come una volta, perché tutta la parte di ICI o buona parte dell'ICI commerciale non rimane più nelle casse del comune, ma va a Roma dalla riforma Monti. Praticamente voi fate tra virgolette i gabellieri e finite la storia. Esattamente, quindi, e poi do un altro dato che negli anni migliori Tavagnacco aveva anche un sacco di risorse che ricavava dalla Bucalossi, parliamo anche negli anni migliori di 2 milioni di euro. Adesso le cifre sono di molto inferiori, parliamo da 150.000 a 300.000 euro, quindi benché vada sono 1,7 milioni ulteriori da tagliare nel bilancio comunale. Mettiamo solo la bolletta di cui si parlava, insomma, non siamo allora noi quest'anno siamo riusciti a non aumentare l'imposizione fiscale comunale nelle aliquota IRPEF, nelle aliquote IMU, eccetera. E questo siamo riusciti a farlo efficientando la spesa, razionalizzando i servizi. Però la questione diventa sempre più critica, ecco, insomma. Ecco, la questione della macchina comunale, com'è? Personale, vi manca ancora personale? Allora, noi abbiamo, devo dire, personale del quale io ho una grandissima stima, cioè Tavagnacco ha la fortuna di avere per tradizione professionisti e funzionari, diciamo, dei quali abbiamo piena fiducia. Quali sono i problemi? Se tu pensi che dal 2019, quando io sono diventato sindaco, ad oggi, tra pensionamenti, trasferimenti, cioè vincite di concorsi, eccetera, perché adesso sono aperti tutti i concorsi, dopo anni sono aperti tutti i concorsi, noi abbiamo perso 23-24 persone e ne abbiamo acquistate 25-26 e quant'è su un organico di 80. Di 80, beh, insomma. Vuol dire avere un terzo della macchina comunale rinnovata. Adesso quello che fa problema a noi sindaci è il fatto di avere pochi segretari comunali, perché il segretario comunale è un allarme generale. Ecco, ma il segretario comunale è una persona preziosa, è il garante. È il garante, insomma, no? Quello a cui tu dai in mano la macchina comunale. E poi c'è questo che viene detto volgarmente il turismo concorsuale, cioè aperti adesso tutti i concorsi. È ovvio che uno fa il concorso a Tolmezzo, e poi, ma poi se è di Latisana, vince a Udine, e quindi noi ci troviamo... fuori una persona che poi se ne va in pratica. Per cui io chiedo anche ai cittadini alle volte di avere pazienza, perché effettivamente tra questi cambiamenti, perché capite che un funzionario prima di diventare esperto nel suo settore
ha bisogno di almeno un anno, no? Perché deve conoscere anche il contesto dove deve lavora, conoscere no? il contesto, ma oggi abbiamo leggi, norme complicatissime, per cui siamo in difficoltà sotto questo punto di vista. Sindaco, parliamo di cose belle. Gli eventi a Tavagnacco sono sempre, no? Anche in clima di pandemia li avete sempre fatti, no? Presentazioni, opere, insomma. Ma devo dire che anche durante la pandemia, diciamo, sia l'assessorato alla cultura, sia l'assessorato all'istruzione della famiglia sono riusciti a mantenere e a proporre, diciamo, ai cittadini, alle cittadine e alle famiglie e ai ragazzi tantissimi eventi che hanno consentito comunque un minimo di vita sociale, o via web o laddove si è potuto durante l'estate all'aperto abbiamo anche osato qualcosa di più, avendo a disposizione... Tenuto il polso della situazione. Sì, perché, insomma, il parco di Tavagnacco ci ha consentito di presentare per esempio alcuni libri molto, molto interessanti, fare concerti eccetera. Quest'anno io penso che potremo osare qualcosa di più, difatti l'altro giorno sono stato alla riunione con la Proloco di Tavagnacco e posso anticipare, tocchiamo ferro, ecco che quest'anno sicuramente ripartirà la Sagra degli Asparagi. Che aspettate tutto ecco, Friuli, molto, insomma, molto attesa da lustro non solo a Tavagnacco, ma insomma tutto da Friuli, tantissime persone. Questo sarà, penso, l'evento clou per noi durante... Ma non solo per voi, credo. Penso, ecco, perché un po' per ci sono migliaia di cittadini. Poi, insomma, ci sono le iniziative locali, so sicuramente che di Colugne che stanno organizzando magari una festa un po' più ridotta, però sicuramente qualcosa anche per loro. Feletto, sicuramente anche loro, e così i nostri paesi dell'est. Però, insomma, l'evento clou per noi... Insomma, piano piano rinasce un po' dovremmo riprendere questa vita dobbiamo sociale. affrontare purtroppo questo periodo un po' congiunturale, ma insomma, no? Assolutamente. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Tavagnacco, Moreno Nerutti, che è un amico e che comunque anche tu hai perso un po' di tempo a venire da me, ma io ti ringrazio proprio per questa tua disponibilità. Cercheremo di ospitarti ancora una volta per vedere come vanno le cose, proprio in un comune dove Telefriuli ha la sede, per cui insomma... Volentieri, perché ecco. Quest'anno per noi sarà ricco, penso anche alla ripartenza della piscina comunale. Questo è una adesso riaprono gli uffici, anche qui dico pazienza, abbiamo avuto un po' di difficoltà a riaprirla, ma appalto da 15 milioni di euro per 15 anni, quindi risistemazione della piscina e piscina esterna. Cosa importante anche. Una cosa importante anche questo per la salute e per la vita sociale. Bene, grazie ancora sindaco e naturalmente ci vediamo alla prossima. Grazie a te Enzo, grazie. Questa trasmissione è stata offerta da Red System,